Erano i giorni in cui si respirava la diossina, io dormivo la mattina e se non fumavo pareva stavo fatto anfetamina. Forse era il lavoro, una cica, i gas tossici nell'aria, ma mi mancava l'aria, una vita visionaria. C'erano brividi da scoria e la monnezza a Napoli era già la nostra storia. Mangiavo le ultime ciliegie di Chiaiano, partita a scacchi col Caimano, minuto d'odio agli europei. Io schizzavo in moto sulla sigla di Happy Day, stavo diventando insofferente, il collasso del medio quoziente. Parlavo sempre meno e sempre meno seriamente, ognuno bene o male perso nella sua capata personale. Mi ubriacavo su Al Giornale, tra il disprezzo generale pompavo Maria Nazionale. Sempre più sconvolto, sempre meno coinvolto, non me ne fottevo un cazzo, io restavo cane sciolto. Giravo clessidre di pietra e l'orologio girava all'inverso. Mi guardavo nello specchio e non vedevo più il riflesso. Per mancanza di memoria o di freni inibitori rimanevo sempre onesto, la fottuta mosca bianca in ogni cazzo di contesto. Erano i giorni del decreto blocca processi, non che mi interessi di conflitti di interessi, solo che mi pentivo dei reati non commessi. L'esercito italiano ci spalava la monnezza, la nuova super razza di bambini topo manifestava in piazza. Aprirono la testa a zio Giovanni d'80 anni, manganellarono i bambini, arrestarono comuni cittadini, pagavano per starsene a casa gli spazzini. Ed io perplesso salutavo mani che uscivano dai tombini. Meno male che Silvio c'è, mi sentivo più protetto. Presidente, siamo con te. Non mi toglievo dalla testa quel cazzo di motivetto, mentre bevevo le ultime gocce dal rubinetto. Retrogusto di sacchetto, già mi sentivo infetto. Tanto la gente ormai può abituarsi a tutto, anche al comune denominatore di uno stato di terrore per l'aumento dilagante di casi di tumore.